11, il mattino di Radio Press. Paola Plia e Nicola Muscas in studio. 340, ho detto Muscasa quasi. Muscasa. Quasi. 340 0644 se volete scriverci via SMS. E ci scrivono vera musica, avevo 13 anni e da allora niente è stato più come prima. Grazie Federico, 2 giorni così, ci dice Pistis. Boh. È così. Mi è piaciuto il brano. Ah, ecco, questo brano mi fu viatico per conoscere la vera musica, l'avevo letto in Fieri. Comunque, bello, apprezzano. Siamo contenti. Potete scriverci anche su Facebook nella pagina di Radio Press. Questa è la parte con gli ospiti del mattino di Radio Press. Buongiorno ad Alessandro Marraccini. Buongiorno. E buongiorno a Massimo Cireddu. Ciao a tutti. Più vicini al microfono. Ok. Io voglio creare un'atmosfera. Vi accendo anche una candela adesso. Militanti di Progress che è attiva questa settimana con 2 iniziative. Cominciamo dalla prima in ordine cronologico, perché la prossima, come dire, proiettata in un futuro vicinissimo, perché c'è un'iniziativa proprio stamattina alle 11. La prima è un dibattito che avete aperto, che avete rialimentato in città, è quello sul futuro degli ex beni militari dismessi a Cagliari. C'è stato un dibattito lunedì con l'assessore comunale all'urbanistica Paolo Frau, c'erano le associazioni culturali, c'erano un po' di cittadini e di curiosi, immagino. Com'è andata? Ma è andata benissimo, la sala piena e soprattutto un grande interesse intorno a questo tema. Come sappiamo, Cagliari è una città che ha pochissimi spazi per la cultura, ha pochissimi spazi per fare attività di qualsiasi genere. Allo stesso tempo in città sono presenti ben 58 beni ex militari che potrebbero essere utilizzati in maniera migliore, invece in questo momento sono o ancora occupati dai militari o addirittura abbandonati. Ne ricordiamo qualcuno? I più clamorosi. Assolutamente. Monte Orpinu, che è un parco di quasi 14 ettari, con diversi edifici all'interno, ma si possono ricordare ancora la Sella del Diavolo, le caserme che ci sono andando verso il Poetto, cioè la caserma la Monfenera, Cala Mosca, insomma i beni sono veramente tantissimi. Tutti questi beni potrebbero essere utilizzati effettivamente per creare degli spazi per la musica, degli spazi per la cultura, oppure addirittura per esempio nei parchi nel parco di Monte Orpino una delle idee più forti che ci piace di più è quella di realizzare degli orti urbani oppure comunque un'area verde dove delle fattorie didattiche eccetera, in cui la cittadinanza possa avere la possibilità di stare più a contatto con la natura. Cosa ha detto l'assessore Frau che ha partecipato all'incontro? Vi ha dato qualche notizia in anteprima? Diciamo che anche l'assessore Frau si è trovato un po' in imbarazzo perché non ha potuto mettere un po' l'immobilità sia della regione, che in questo momento c'è un po' il pallino della situazione, ma anche degli uffici comunali che comunque non sono riusciti ancora in grado di creare dei progetti per riconvertire questi beni. Cosa state chiedendo voi invece? State chiedendo anche ai cagliaritani di esprimersi, no? Assolutamente, perché abbiamo creato un sito apposito che è servitumilitari.progetturepublica.net, dove tutti coloro che vorranno, soprattutto immaginiamo le associazioni culturali e i cittadini, potranno progettare insieme i vari spazi ex militari che ci sono in città. Stanno già partecipando le persone, Massimo? Come sta andando? Diciamo che siamo appena all'inizio, quindi questo sito è uscito in versione beta per lunedì e diciamo oggi è il primo giorno effettivamente in cui tutte le funzioni sono attivate. Stiamo iniziando a promuoverlo e già qualche idea incomincia ad arrivare. Adesso lo postiamo anche nella nostra pagina Facebook, così potete vederlo e potete partecipare, potete iniziare a esprimervi anche voi. Fatelo via SMS al 340 0644 033, fatelo anche nella nostra pagina Facebook, la pagina è sempre quella di Radio Press. Alessandro, tra i beni militari dismessi a Cagliari, qual è quello che più ti colpisce, insomma, che non sia valorizzato? Innanzitutto quello di Monte Orpinu, che è quello che conosciamo meglio, è veramente bellissimo, enorme ed è veramente un peccato che non sia utilizzato. Tra l'altro si affaccia una parte di questo è lontano da centri abitati, quindi potrebbe essere anche uno spazio per la musica dal vivo, visti i problemi che si sono creati al Poetto e che ancora non si capisce se si siano risolti o no. E siccome a me questo aspetto interessa molto, è
una delle cose che più mi dà, diciamo, fastidio di vedere questo. C'è anche una bene vicenda sprecato. legata agli sprechi per quel che riguarda Monteurpino, se non ho capito male. Beh, sì, perché Monteurpino da quando è stato dismesso è passato sotto la gestione della regione, che sostanzialmente non fa niente e paga un ente di sorveglianza tutto l'anno per mantenere quel posto chiuso. Nel frattempo il posto poi, senza utilizzarlo, senza mantenerlo, si deteriora e diventerà un costo poi anche recuperarlo man mano che passa il tempo. Il problema politico di questa cosa qui è molto grave perché soprattutto le battaglie indipendentiste, ma in generale in Sardegna la politica si è occupata spesso di servitù militari considerandole come un furto alla sovranità dei sardi, eccetera, eccetera. Però poi quando effettivamente queste cose ricadono sotto la nostra competenza, se noi le sprechiamo ci facciamo un autogol enorme ed è su questo che Progress vuole intervenire e vuole dire ai sardi: quando non abbiamo la sovranità è un conto e possiamo anche far finta di dire che non è colpa nostra, ma quando è colpa nostra bisogna attivarsi assolutamente in tempo. Ricordo Cappellacci qualche mese fa che diceva ci vogliono tanti soldi per entrare effettivamente in possesso degli ex beni militari dismessi. Sì, ma se ne fanno anche tanti una volta che si sfruttano per le attività per cui sono fatti, anche per attività nuove, insomma. Dico, sicuramente non è il caso di Quindi andarci a ci sparare vorrebbe di anche nuovo. qualche idea oltre a un po' di soldi. Beh, quello che stiamo facendo li stiamo raccogliendo, però sicuramente renderanno e poi diminuiranno le esternalità negative di questi posti che sono inutilizzati. 340 064 4033 9 e 17. Abbiamo appena postato il sito, quindi trovate le schede, votate anche via SMS. Via al televoto, possiamo dirlo? Era una vita che sognavo Secondo dire me questa possiamo, se qualcuno ci vuole anche chiamare 070 659 587, raccontarci le sue idee per i beni da dismettere, noi siamo qui apposta, restate con noi. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days were spent by telephone, but never rain. All I needed was a call that never came. To the corner of First and Amistad, lost and insecure. You found me lying on the floor.
Il mattino di Radio Press, Paola Pilia, Nicola Muscas, i vostri sms al 340 06 44033, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Radio Press. Vi stiamo chiedendo quale futuro immaginate per gli ex beni militari, quelli dismessi in città. Sono 58, forse non tutti li conoscono, li potete trovare probabilmente sul sito della regione, dico bene ragazzi? Sì, c'è molto nascosto un documento dentro il sito della regione, ma noi abbiamo fatto appunto un sito apposito dove c'è una cartina dove sono visualizzati all'interno di questa cartina tutti i 58 beni. È già nel nostro sito. Andrea scrive 2 note. La prima, alcuni beni sono già nelle mani della regione senza dover spendere alcun soldo. La seconda riguarda l'ammontare dei soldi che ci vorrebbero per riscattare le altre servitù. Se non ricordo male, sono circa 60 milioni di euro. Possiamo farceli scontare dal debito che lo Stato italiano ha con la regione, circa 10 miliardi. Anzi, non è una domanda, possiamo farceli scontare. Eh sì, infatti, il Fiocco Verde che hanno i nostri ospiti è strettamente legato con questo, Massimo, vero? Assolutamente sì, perché diciamo così, secondo noi la questione economica è semplicemente una scusa dell'incapacità di questa politica di fare dei progetti seri di riconversione. Come diceva l'ascoltatore, la Sardegna in questo momento ha un debito, ha un credito nei confronti dello Stato italiano di 10 miliardi di euro, che è la cosiddetta famosissima vertenza entrate. Quindi se noi... Un credito che si aggiorna di continuo, c'è sempre il contatore C'è un contatore nella nostra homepage che secondo per secondo ci tiene aggiornati su quanti soldi ancora ci deve lo Ma Stato. il vostro calcolo in base a cosa ha fatto? Perché generalmente quando si parla di vertenze entrate si fa una ricognizione intorno al 1,5 miliardi. Sì, 1,5 miliardi all'anno circa. Naturalmente sono delle stime, in quanto l'Agenzia delle Entrate non ha mai dato dei dati precisi sul gettito fiscale totale in Sardegna. Quindi sono delle stime, però stime molto attendibili. Provaci tu nel 730 a non dare dati Una precisi, stima attendibile. vedi cosa ti fanno. Hanno paura di darli, che se scopriamo davvero quanto prende. Alessandro, cosa farete voi stamattina? Sarete Stamattina- in consiglio regionale molto presto, intorno alle 11, tra un'ora e mezza. Noi no, abbiamo molto presto, iniziato. no, esatto, tra un'ora circa. A fare che? Andiamo finalmente con il cascione pieno di firme, ne abbiamo Quante raccolto sono? quasi 25.000 in giro per tutta la nazione, come ci piace chiamarla, e come tra l'altro è. E niente, si va finalmente a depositare questa, a incominciare il vero cammino di sovranità, cioè a portare in Consiglio regionale questa legge iniziativa popolare, che è una legge abbastanza complessa, scritta in una cinquantina di punti che 25.000 hanno firmato, e quindi penso che abbia un bel peso una volta che si discuterà in Consiglio. Tra l'altro, se non viene discussa entro 6 mesi, dovrebbe diventare un referendum propositivo. Quindi è una cosa, diciamo che è una cosa che scotta anche giornalisticamente. Secondo me siamo a un passo da una svolta, perché si potrebbe risolvere la vertenza entrate, mandare a casa Equitalia e avviarci verso la sovranità fiscale, che probabilmente, anzi secondo noi sicuramente, risolverà molti problemi delle aziende sarde e quindi dei lavoratori. Sarete ricevuti dalla Lombardo stamattina? Saremo ricevuti dalla Lombardo in una delegazione di una decina di persone, rappresentanti territoriali del Fiocco Verde, che spesso poi coincidono con quelli di Progress, più il comitato promotore, che sono appunto gli imprenditori e i cittadini che hanno proposto questa legge. Incontro che arriva a conclusione di moltissimi incontri. Come sono andati? Le persone che avete incontrato, perché siete stati praticamente nelle piazze di tutta la Sardegna negli ultimi mesi, come sono andati? Le persone cosa dicevano? Ma assolutamente erano contenti ed entusiasti di questa iniziativa di legge popolare, perché ormai il tema è molto sentito e molto diffuso. Tra l'altro questa legge prevede anche la possibilità, anzi diciamo così, l'Agenzia Sarda delle Riscossioni sostituirà anche Equitalia nella riscossione dei tributi, applicando dei tassi di interesse molto minori. E questo è un tema assolutamente sentito dalla cittadinanza, dalle imprese, eccetera. E in qualche misura anche dalle istituzioni. Già l'ANCI qualche settimana fa ha promosso una exit strategy per abbandonare i servizi di Equitalia. Sì, questo è vero, ma con questa legge iniziativa popolare appunto sarà quasi un obbligo per tutte le istituzioni sarde dare il mandato di riscossione a un'agenzia che comunque non applichi dei tassi di interesse da strozzinaggio come
fa Equitalia in questo momento. È specificato nella legge? Assolutamente specificato nella legge. Inoltre probabilmente ci risparmieremo anche insomma, le passerelle che ogni tanto i ministri italiani fanno in Sardegna, venendo qua a promettere quando 500 milioni, quando 1 miliardo, quando insomma cifre un po' a caso, e poi di questi soldi probabilmente se ne vede poco. Con questa agenzia potremmo riscuotere direttamente le nostre tasse e mantenerle sul territorio senza bisogno di avere le solite passerelle di ministri italiani che vengono a promettere prima dell'estate, dopo dell'estate, non si sa mai quando questi soldi arrivano, in pratica non arrivano mai. Dobbiamo imparare a gestirci noi direttamente. C'è della coerenza, però non arrivano mai. Esatto. Siamo a pochi giorni dalle elezioni amministrative, il 10 e l'11 giugno si vota. Progress ha candidati nei comuni dove si vota? Sì, assolutamente, siamo presenti in diverse liste civiche in giro per la nazione, ricordo a Oristano, Aristanis Noa, a Lanusei, Lanusei 2012, che sono i capoluoghi di provincia, e in tantissimi altri centri abbiamo dei nostri attivisti che fanno parte di liste civiche, anche perché pensiamo che nelle comunità non abbia senso presentarsi con liste di partito, ma nelle comunità secondo noi dobbiamo iniziare a governare da indipendentisti all'interno di un progetto per le comunità, per i paesi. Le dichiarazioni di Grillo come le avete vissute? Perché gli indipendentisti si sono scatenati, ho letto che alcuni hanno detto che è stato più indipendentista degli indipendentisti, hanno suscitato in generale molte discussioni, molte polemiche. Vi è piaciuto? Come avete valutato le dichiarazioni di Grillo? Ma guarda, Grillo è una persona intelligente e quindi sa benissimo che la Sardegna all'interno dello Stato italiano probabilmente ci sta a fare poco. È vero che ha ripetuto un po' anche alcuni dei nostri temi cari, insomma, e quindi per questo lo apprezziamo. Da un altro punto di vista pensiamo che un progetto di sovranità e un progetto di Repubblica Indipendente non possa che arrivare da noi sardi e sicuramente non dalle persone anche... Non dai genovesi. Ma non siamo nazionalisti da questo punto di vista, quindi se ci sono dei genovesi che vogliono aiutarci a costruire la nostra Repubblica, ben vengano. Come De André, no? Tra l'altro come De André. Però chiaramente devono essere i sardi in prima persona a impegnarsi perché questo avvenga. E poi io volevo dire che Grillo ha un argomento molto forte quando fa dichiarazioni importanti. Cioè, se la spara troppo grossa, lui è solo un comico, e invece se dice una cosa giusta, sì, però sta facendo politica. E lui c'è questo velo di ambiguità che sì, questo velo di ambiguità è troppo comodo, forse. È comodo, ma è congeniale a quello che fa lui. Lui organizza qualcosa che catalizzi un voto di protesta di gente che si è stufata e che vuole quindi finalmente entrare nelle istituzioni. Il progetto per governare la Sardegna almeno non è stato diffuso, poi magari c'è, quindi è molto facile in questo caso dire delle cose anche forti e apparentemente indipendentiste. Sì, ieri sentivo Travaglio dell'Eli Gruber che faceva un po' un discorso appeso a un filo dicendo che Grillo è il centravanti di sfondamento, dice cose fuori dalle righe, e poi i programmi del Movimento 5 Stelle dicono altre cose. Mi sembra una sproporzione di dimensioni gigantesche. 9:29, abbiamo concluso questa parte. Ringraziamo i nostri ospiti. Ricordiamo stamattina Grazie alle a voi. 11 l'appuntamento con la consegna delle firme alla Presidente Lombardo, quindi il Vi cammino. aspettiamo tutti sotto il Palazzo della Regione. Ci sarà un appuntamento anche sotto il Palazzo della Regione? Sì, assolutamente. Noi saliremo in delegazione, diciamo così, per consegnare le firme, ma sotto il Palazzo della Regione ci sarà anche un sit-in in cui insomma faremo conoscere alle persone che passeranno di lì, insomma faremo conoscere questa iniziativa. Fa Domanda caldo, alla Minute cappellini. che ci arriva al 340. La Sella del Diavolo è militare o della Regione? Sapete qualche cosa? Beh, tutta, insomma. No, purtroppo la Sella del Diavolo è uno di quei beni che non è stato ancora dismesso dal Ministro della Difesa. E quindi è militare. lì sta. 9:30 praticamente. Grazie a Massimo Ciredo e Alessandro Marraccini per essere stati con noi stamattina. Linea alla pubblicità e poi torniamo.